Cari amici, bentrovati. Lo avete già visto stamattina, sono in buona compagnia. Mi ha raggiunto Vito Colomba da Custom City, il padre del western siciliano. Vito, c'è un motivo perché siamo qui e ci rivolgiamo a tutti i seguaci, gli estimatori di Vito Colomba, gli appassionati del cinema western, perché a giorni ci sarà un evento importante. Però ti prego, Vito, di parlare tu di questo evento che sarà appunto fra qualche settimana. Grazie Nino. Buongiorno a tutti, sono Vito Colomba, per chi mi conosce. 30 anni fa ho fatto un film western, Quattro capelli a malo passo, e oggi finalmente ci sarà un nuovo film che si intitola Colomba Legend. Questo film è tratto dal vecchio film Quattro capelli a malo passo, grazie a Maurizio Macellone dell'Europeo Production Toscano, che ha avuto questa sensibilità, che sapeva di questa storia e ha voluto fare un sequel, che si intitola Colomba Legge, che verrà trasmesso al Cinema Royal in via Giovan Battista Fadella al numero 116. È una storia nuova, una storia bellissima, è culto, trash, è molto simpatico, è un po' giallo, un po' drammatico, e quindi nella storia di Quattro anni a malo passo, che questo film parla di quel secolo, tra Bill e Nelson e Parker si sono incontrati in un conflitto a fuoco dove in una sparatoria Bill muore e Parker rimane moribondo. Soccorso da frate cappuccini lo curano, ma non si è saputo più nulla. Ma a questo punto lo scoprirete voi andando a vedere il cinema. Oggi finalmente, dopo 2 anni di attesa, il signor Alessandro Costa ha avuto la delicatezza e la gentilezza di aprirci il cinema Royal. È andato al cinema e scoprirete voi la verità. Cinema Royal e Colomba Legend e via Giovan Battista Fadella al numero 116. Grazie a tutti, ci vediamo al cinema numerosi. Grazie a Ecco, tutti. facciamo nostro questo appello lanciato direttamente da Vito Colomba, che è un po' l'artefice, è un po' l'ideatore, è quello che ha veramente portato e ha creduto nel western alla siciliana. Ricordo che negli anni '80 aveva già proposto un suo film realizzato con risorse locali, con attori locali che tu mi dicevi hai scelto studiandoli nel viso, a secondo appunto anche come erano somaticamente. Sì, Questo è è vero, è vero. un aneddoto molto importante questo. Anche perché io quando ero giovanissimo, verso gli anni 70, avevo 18 anni, vedendo una locantina in un cinema qui a Trapani che si parlava di Sergio Leone per un pugno di dollari, sono andato a vederlo e da lì scatta la mia passione. Prendo un numero della via Tiburtina all'aereo Sofia, mi sono precipitato e sono rimasto circa 3 anni e mezzo, quasi 4 anni, e facevo la clopota, era molto spericolato e facevo la controfigura agli attori importanti. Cadute da cavallo, qualche capiola nelle gradinate, insomma ero molto energico e molto, diciamo che ero bravo a fare questo lavoro e tutti mi acclamavano. E quindi praticamente dopo c'è stata la crisi del cinema, mio papà si ammalò, mia mamma diceva sempre torna che fai a Roma, non sapevano cosa facessi, ma lo sapevo io cosa facevo. Purtroppo non potevo Certo, trasmettere questa mia passione a mio padre e a mia molto madre. spesso Eh, dall'altro lato è difficilmente si comprende la passione che un figlio magari può avere, la tendenza che un figlio può avere verso una determinata arte, perché l'arte del cinema è un'arte con la A maiuscola e Vito Colomba è la testimonianza vivente di questa grande passione per il cinema. Nelle sue vene scorre il cinema, ma soprattutto il cinema western. Quindi facciamo nostro l'appello di Vito Colomba, venite al cinema il 30 novembre al Cinema Royal a Trapani, ci saranno 3 proiezioni alle 18, alle 20 e alle 22, quindi non mancate in questo appuntamento davvero speciale, un appuntamento da non perdere. Vito, vuoi aggiungere Vi qualcosa? aspetto numerose al Cinema Royale, non dimenticate, mi divertirete facilmente. Colomba Legend, Cinema Royale Colomba Legend.
Ciao a tutti, grazie, grazie, vedete numerosi, vi aspetto al cinema. Adesso, Vito Colomba, voglio sentire uno dei due attori. Voglio sentire una persona che con te ha lavorato in questo film, una persona che ha il dono della voce, ha il dono della recitazione. Lo voglio qui, lo voglio intervistare per avere da lui anche la testimonianza, lavorare con te e lavorare con tanti altri attori, tra cui anche, ricordo, attori professionisti. Grazie, Ci vediamo dopo. Sono contentissimo, grazie, grazie Nino, grazie. E cari amici, come vi avevo anticipato, eccolo, sono con Maurilio Savona. Maurilio, oltre a essere un amico, ci conosciamo ormai. Grande amico. Guarda, ci Ci conosciamo ormai da tanto tempo, diciamo che ci lega anche la passione per la poesia, ecco, la poesia dialettale in È particolare. un maestro lui. Però io ritengo che lui, oltre a essere un bravo dicitore, ha il dono della voce, è anche un bravo, come dire, teatrante. E proprio la sua teatralità, la sua espressività effettivamente non ha eguali. Io desideravo sapere da Maurilio, in funzione a questo film Colomba Legend, tu sei stato nel cast di Colomba Legend, hai diciamo interpretato un giudice. Ecco, qual è stata la tua sensazione, ci vuoi parlare di questa esperienza? Allora, intanto ringrazio il caro amico, il grande Vito Colomba, che ha creduto in me, presentandomi in mezzo alla strada, manco tempo di arrivare a questo Naci, altrettanto grande e caro Rosario Neri, regista, grande regista. E subito, a colpo, ci cafuggiai 4 miei filastrocchi. E lui, tutto contento, mi ha scritturato al volo per Colomba Legend, dicendomi: Maurilio, tu sarai il mio giudice. Io ci rispondevo: mi tengo giudizio. E subito a colpo l'ho messo. Infatti gli ho detto: caro Rosario, in verità, lealtà, onestà, sincerità, ti dico col cuore, con amore, candore, vigore, ardore, buon umore, senza timore, che modestamente, immodestamente parlando, sono il giudice migliore. Buono, giusto, onesto, bravo, umano, generoso, affettuoso, gentile, dolce, mite, rispettabile, stimabile, elegante, galante, valente, efficiente, intelligente, educato, garbato, riservato, rispettato, raffinato, soprattutto superdotato. Di virtù, naturalmente. L'unico mio difettuccio è che sono un pochettino, leggermente, una larma, una stizza, una nicchia assai, muzzignaro. Però lo posso dire anche in siciliano, in giapponese. Sono ugnurici, giurizioso, tignoso, zelloso, schizzoso, smancioso, nervoso, focoso, scattoso, ambizioso, curioso, studioso, vizioso, niccuso, liccuso, lagnoso, rovinoso, mordioso, lungoloso e per femmine fuso, risuso e dioso. Maurilio che stupisce sempre con le sue filastrocche. Mi sfogai. Maurilio, tu hai il dono dello scioglilingua, che non è da tutti, perché riesci a mettere insieme una serie di parole e a recitarle con una tale velocità che mi ricordi per certi versi Pino Caruso. Il mio maestro. A proposito di Pino Caruso, io posso dire una cosa, se ci riesco, una piccola filastrocca di Pino Caruso. Sono un uomo dalla parola facile, dalla lingua sciolta, sono insomma quello che si dice, un uomo di parola. Nella mia bocca c'è un tale affollamento di parole che certe volte tra di loro vanno a male parole e fanno a botte magari pure a cazzotte, insomma c'ho tutti i denti rovinati. E questo perché c'ho una lingua sciolta, ma così sciolta che certe volte mentre parlo con rispetto parlando mi trovo che insomma mi sono parlato addosso, parliamoci chiaro. Viva Pino Caruso, viva Pino Caruso, viva! Ecco, nemmeno a farlo apposta questa... Improvvisato, non me la ricordavo bene, comunque. Questa era di Pino Caruso, quindi è il tuo maestro, il tuo modello per certi versi. Il maestro è Totò, Gino Bramieri, Pino Caruso e a tanti altri. Allora, poteva Rosario Neri non scritturare uno con questo, diciamo... talento, ma ci vuoi parlare un poco dell'esperienza del set? Allora, ecco, per me, che esperienza è stata? Dopo 25 anni di teatro, l'esperienza cinematografica è stata meravigliosa, emozionante, arricchente, divertente, insieme a tante belle persone, bravi attori, tra cui alcuni famosi, in un modo di recitare, in un modo e in un mondo nuovo di recitare. Quindi per me è stata una cosa favolosa. E ringrazio appunto Vito Colomba, Rosario Neri, il produttore Maurizio Macelloni per questo. E per Vito Colomba invece devo dire una cosa, che Vito Colomba
è un grande uomo, perché come ama lui il cinema western non lo ama nessuno. Sono d'accordo. Solo lui poteva fare quello che ha fatto, con mezzi e attori di fortuna e di sfortuna, nonostante le contrarietà economiche e delle incomprensioni, delle critiche. delle critiche, delle derisioni. Lui, invece di scoraggiarsi, con grande buona volontà, ha portato avanti il primo film western siciliano, Quattro carogni a malo passo, che ha avuto un grande successo a livello nazionale. E tanto che lui, che questo film ha smosso dal nord il produttore Maurizio Macelloni della loro Bea Film e Rosario Neri, e li ha fatti venire fino a qui, fin qui. Esatto, Meraviglioso. e così nasce Colomba Legend. E questo perché ha avuto questo successo? Perché per la sua appunto genuinità, E passione. semplicità, ingenuità e amabilità, e anche per il genio di Vito Colomba, che ha saputo mettere insieme in armoniosa sinergia tutti questi ingredienti. Viva Vito Colomba, viva! Evviva Vito Colomba, ha ragione Maurilio con questa esclamazione. Quindi, cari amici, volete vedere all'opera Maurilio Savona, che sarà uno degli attori di questo film, volete vedere all'opera Vito Colomba, dovete farlo, ecco, il 30 novembre al Cinema Royal. Ecco, ci sono 3 proiezioni, alle 18, alle 20 e alle 22. Questa è la locandina ufficiale, quindi non perdete l'occasione, il western siciliano di Vito Colomba. Vito Colomba, tu hai fatto ovviamente questi film, soprattutto Quattro carogni a malo passo. In un primo momento non sei stato capito, cioè la tua arte non è stata capita fino in fondo, e molto spesso anche nel tuo paese hai trovato delle contrarietà. Questo ti ha portato non a demoralizzarti, anzi a motivarti. Io so che tu a tal proposito hai scritto una bellissima poesia. La vogliamo condividere a tutti gli amici che ascolteranno e che seguiranno questo video? Grazie. Questa poesia l'ho fatto esclusivamente per tutta la gente che mi criticava. Io ho avuto molte difficoltà a poter portare avanti il film, ma questa gente che mi criticava mi aiutavano a reagire, a insistere a poterlo finire per farglielo vedere un domani, perché non mi sono mai arreso. E sono stato invitato da una televisione nazionale, Canale 5, con Gerry Scotti, e l'ho scritta pure questa poesia, l'avevo messo nel Depleanno, perché loro giustamente quando uno va in televisione deve sempre anche creare e raccontare qualche cosa. E questa poesia si intitola A tia che rire. A tia che rire io manco di vio, e ne penso le tue nobili smuffiate. Tu dici che sei cristiano, ma io manco c'è io, e manco saccio se siete vattiate. Mi parete due linee ancavigliate come tante sacche a mai sarate. Io sogno un rozzo, ma saccio pensare, saccio lo mio tempo come me l'hai a passare. Che se sto film per diletto mio, e Canale 5 si complementava, persone intelligenti e con tanta di cultura. Ma chi me ne fotte o delle muddighette se io l'ho melato e c'ha le pastelle? Non mi scordate, io sogno sempre Vito, e ora vi saluto. In tutta Italia sogno conosciuto. Grazie a tutti e buona giornata. Andate al Cinema Royal di Trapani in via Giovan Battista Fandella numero 116. Vi aspetto a tutti numerosi. Non dimenticate. Ciao a tutti. Non c'è da aggiungere altro. Vi saluto anch'io. A risentirci. Ciao. Viva Vito Colomba, viva!